Benvenuti a questa 52esima mostra dei vini di collina, 52esima edizione che la Proloco di San Pietro di Feletto cerca di dare la maggior visibilità alle aziende all'interno della sala degustazione. Abbiamo 35 aziende con ben 120 vini. 120 vini che appunto possono essere degustati all'interno della sala degustazione dal 27 maggio all'11 giugno. 15 giorni dove andremo a promuovere ovviamente il Prosecco Superiore di OCG, ma anche tutte le attività sia culturali che sportive nel territorio di San Pietro di Feletto. Abbiamo appunto in programma un giro con le auto storiche, un giro con le Vespe, la mitica Vespa sulle colline di San Pietro di Feletto. Andremo con le e-bike a fare un giro sempre sulle nostre colline territorio UNESCO e una passeggiata nordic che ci farà scoprire i boschi, i prati e i vigneti del San Pietro di Feletto. Questo periodo, oltre alla manifestazione della mostra del vino, abbiamo proprio nell'adiacenza la sala municipale con una mostra dedicata alle scuole del Feletto dal 30 agli anni 60. All'interno di una delle celle dell'antico eremo camaldolese abbiamo il piacere e l'onore di ospitare la mostra fotografica e un video che promuove, oltre che alla scuola del periodo, anche il maestro Luigino Ceschin. Luigino Ceschin 2023, centenario dalla nascita. È stato un uomo di scuola, è stato un uomo politico, è colui che voleva la scuola elementare nel nostro territorio di San Pietro di Feletto. Abbiamo ritenuto con la famiglia e con l'amministrazione comunale proprio dedicare uno spazio della mostra all'interno di questa cella. È una cosa da visitare e sicuramente molto piacevole. Vi invito alla mostra dei vini di collina, a visitare la mostra del maestro Luigino e ad assaporare i piatti che la Proloco in questo periodo vi potrà proporre e ovviamente degustare il Prosecco Superiore di OCG, fiore all'occhiello delle nostre colline, territorio UNESCO San Pietro di Feletto. Grazie.